C'è un enorme bisogno d'affetto, la voglia di un abbraccio e di affidarsi a qualcuno, necessità che travolgono tutti. E questa, come lui stesso la definisce, la colonna vertebrale della commedia a firma di Carlo Verdone con la partecipazione di Paola Cortellesi. Il film, Sotto una buona stella, è approdato nelle sale cinematografiche di Mestre, accompagnato direttamente dal regista romano. La buona stella chi protegge? La buona stella dovrebbe proteggere le persone meno fortunate, le persone che non hanno fortuna con la salute, dovrebbe proteggere pure l'Italia, secondo me, la buona stella, perché la vedo molto confusa l'Italia in questo momento. Un po' una riunione condominiale che sta durando da troppo tempo, quindi speriamo che la buona stella illumini le menti di queste persone e ci diano un paese un pochetto più governabile e affidabile. L'Italia è un paese per vecchi. La vena amara e nostalgica di Verdone emerge con lucida consapevolezza. Abbiamo uno giovane che sta tentando di fare il primo ministro, ma non vedo giovani, ne vedo pochi, non ne vedo tanti. E questo è un male perché vuol dire che c'è una classe politica imprenditoriale, governativa, anziana che non se ne può andare. Il ricambio generazionale ci vuole, se no il paese si invecchia. Andiamo, forza! Fare un film con la Cortellesi è un sogno accarezzato da tempo da Verdone, l'inizio di un nuovo idillio professionale. Mi scusi, signora non c'è, io operaia, faccio lavoro di casa. Le avevo promesso circa un anno fa che avrei scritto una cosa per noi due, l'ho scritta, le è piaciuta. Siamo andati avanti, l'ho cambiata pure perché l'ho pure cambiato in corsa, il soggetto inizialmente non era neanche questo, lei mi ha detto mi fido, scrivi quello che vuoi, una persona fantastica, sono andata avanti. Ti prego. Sì, vabbè, facciamo sta pantomima, dai. Sì, grazie. Nuove idee ed anche nuove ambientazioni per un cinema che racconta la vita. Il Veneto, con le sue quinte naturali, diventa una location appetibile. Andrebbe ambientato tutto quanto qua, perché no? Sai, dipende anche dall'idea che ti viene in mente. Io se posso andare via da Roma sarei contento, non perché Roma non mi piace, la mia città l'adoro, però l'abbiamo fotografata tanto, guardi, quindi c'è bisogno di uscire fuori. E sarà stata questa dichiarazione ad attivare più volte l'allarme antincendio nel cinema dove Verdone ha cercato di tenere la conferenza stampa, che inevitabilmente ha avuto delle note comiche. Paola! Motore! Partito! Ti voglio al massimo, Carlo, che ti devo dire? No. Bravo, sei bravo. Vabbè. Attaccata, toccata, attaccata. Una sola parola. Grazie.